Smo zelo počaščeni, da smo pred tako lepim prostoru in tudi smo veseli, da smo dobili tudi pokroviteljstvo občine Podbonesac za tel lep koncert, telo spevo igro, ki vam do nas predstavimo, Krajica vida. Krajico vido bomo ponovili tudi v sredo v Čedadu, Teatro Ristori, v okviru prireditve Mitel Teatro. Buonasera a tutti, siamo molto felici di essere qui oggi in questo luogo direi magico e bellissimo e anche di aver avuto il patrocinio del Comune di Pulfero per questa operetta direi, la Krajica vida, che verrà ripetuta a Cividale mercoledì alle 8 di sera al Teatro Ristori all'interno degli eventi del Mitel Teatro. La nostra scuola bilingue, naša škola dvojezična Pavel Petričič, od svojih 40 obletnici delovanja in tudi v okviru projekta, ki ga izvaja v sodelovanju s Kulturnim društvom Rečan in Zavod za slovensko izobraževanje, bo ponovila po 10 let telo spevo igro, ki opisuje legendo Krajice vide, ki prav v tej jami je rešila z modrostjo ljudstvo, svoje ljudi od Artiljeve sile. La nostra scuola bilingue, Paolo Petričič di San Pietro, all'interno dei festeggiamenti del 40° anno di attività, presenta anche questa operetta insieme con la collaborazione del Circolo Culturale Rečan e dell'Istituto per l'Istruzione Slovena, dopo 10 anni dalla prima volta che è stata riproposta. E questa leggenda dal nome, insomma, Krajica vida, Regina vida, descrive appunto la storia della Regina Vida, del suo popolo, della Regina Vida che con la sua astuzia e con l'amore per la sua gente ha salvato il suo popolo dalla prepotenza, direi, di Attila. Priložnost je tudi se spomniti na Alda Klodiča, ki nas je zapustil pred 10 leti, ki je avtor besedila te operete. On bi do nas bil zelo vesel videti toliko mladih, kot le še tisti, ki pridejo kot le, ki so da jih navita. On, ki je vedno računal na mlade in tudi dosti zaupal, zato hvala vsem, ki sta tle do nas. Dicevo che oggi è anche l'occasione per ricordare anche la figura di Aldo Klodič a 10 anni dalla sua scomparsa, che è autore del testo di questa operetta, e dicevo che lui sarebbe molto felice a vedere tutti questi giovani. Lui credeva molto nei giovani e i giovani gli davano sempre molta fiducia, quindi grazie ancora a tutti quelli che hanno partecipato. Dicevo che abbiamo avuto quest'anno il patrocinio del Comune di Pulfero. Io non so se c'è qualcuno, sindaco, un assessore, un consigliere, qualcuno del Comune che può venire a portare il suo saluto. Non mi pare. E quindi Čeni župana občine Podbonesac, vabim pa župan Mladineš Petra Emanuel Gorenfeld. Chiamo il sindaco dei giovani di San Pietro Matisone, Emanuel Gorenfeld. Buon pomeriggio a tutti, prendo la parola per darvi il mio saluto, come ha già detto Margherita, in qualità di sindaco del Consiglio Comunale dei Ragazzi di San Pietro Matisone. Innanzitutto mi sembra doveroso ringraziare tutti coloro che hanno reso possibile questo spettacolo in questa bellissima grotta qui a San Giovanni d'Antro. Per noi, aggiungo, sarà un onore cantare e narrare una leggenda della Venecia, perché ci ricorda le nostre radici e i nostri inizi. E quale sarebbe un posto migliore, appunto, se non proprio la grotta dove la leggenda si svolge. Dobar dan vsem, vzamem besedo, da vas lahko tudi jaz pozdravim v vlogi župana Mladinskega občinskega sveta v Špetru. Najprej čutim dolžnost, da se zahvalim vsem, ki so na katerikoli način pripomogli k postavitvi spevoigre v tej prekrasni landarski jami.
Usem nam bo veliko čast, da zapojemo in zaigramo beneško legendo, ki nas spominja na naš izvor in na naše korenine. Ni seveda primernejšega prostora kot je Landarska jama, saj je zgodba nastala ravno tu. Ko se je rodila tela spevoigra? Jaz se lepo spomnim, ker sin Davide Sinodalda je vprašal za napisati nekaj besedila za otroke, ki potem bi on glasbil. Davide takrat je mislil na kakšne pesmice, tako za otroke, pa rezultat je prišla von cela legenda, da ste dobili brošuro, kjer je cel tekst, tako da lahko bodo brali tudi doma. Tela legenda Kraljice Vide jo je Aldo napisal v verzi, kot je bil navajen, on je hitro, ročno pisal in potle, ker to je napisal, Davide je napravil telo lepo orkestracijo. Aldo, tako ki veste, tisti, ki ste ga poznali, je bil zelo navezan na svoje kraje, na naše tradicije, na naše korenine, na jezik in je bil tudi prepričan, da lahko samo sodelovanjem se rešimo pred pozabo in ostanemo skupnost taka, kot smo. On, kar je imel čas, je rad hodil po gozdu, poslušuje tihoto od narave in šum, on je poznal vse rastlina, drevesa in v gozdu on je našel navdih za vse, kar po navadi pisal. So bile poezije, teksti za gledališče, proze ali vse, kar bo prišlo v glavo. In se sprehoditi z njim je bilo vedno lepo in poučeno. On je pravil, da v naravi najdeš vse odgovore in da hoditi v naravi, da biti v naravi je edini kraj, kjer lahko vsak problem najde na rešitev ali če ne na rešitev, vsaj na tolažbo. Com'è nata questa operetta? Io ricordo bene quando Davide, il figlio di Aldo, gli ha chiesto di scrivere qualcosa per i bambini che poi lui avrebbe musicato. Davide quella volta pensava a qualche canzoncina, qualcosa così, però poi alla fine il risultato è stata l'intera leggenda della Kraljica Vida, della regina Vida, che abbiamo trascritto nella brochure che potete trovare all'ingresso. E dicevo che Aldo era molto legato, insomma, chi lo conosceva lo sa, ai suoi posti, ai suoi paesi, alle nostre tradizioni, le radici, la lingua, ed era convinto che solamente lavorando insieme e collaborando gli uni con gli altri riusciremo a rimanere una comunità con la nostra identità e la nostra anima. Lui spesso camminava quasi ogni giorno nella pioggia, nei boschi, gli piaceva ascoltare il silenzio, i rumori della natura, e lì lui trovava l'ispirazione per ogni cosa che scriveva. E lui diceva appunto che nella natura riesci a trovare le risposte, tutte le risposte che cerchi, e molto spesso anche la soluzione ai problemi, e se non trovi la soluzione trovi almeno un po' di consolazione. Naše tradicije iz legende se prepletajo pogosto z vero, la fede, ki je vodila naše ljudi skozi čase. Zato mislim, da je prav, da poleg Aldu in naši šoli posvetimo današnji koncert tudi duhovnikom, ki so bili tako pogumni varuhi naše identitete, don Božo Zvonelli in don Marino Qualizzi, ki so zadnji čedermaci, ki so nas komaj zapustili. Le nostre tradizioni, le nostre leggende sono quasi sempre intrecciate con la fede che ha guidato la nostra gente, il nostro popolo nel corso del tempo. Per quello penso che sia giusto oggi dedicare questo spettacolo non solamente alla scuola bilingue nei suoi 40 anni o al ricordo di Aldo, ma anche ai nostri ultimi cedermazi, ai parroci che sono stati custodi della nostra identità e che ci hanno recentemente lasciato, don Božo Zvonella e don Marino Qualizza.
Volevo dire ancora due cose sulla figura di Aldo. Lui scriveva sempre in dialetto sloveno, non amava le traduzioni, diceva che si perde quasi tutto quello che uno scrive, scriveva di notte quando c'era il silenzio e solitamente sedeva dietro il tavolo nello studio, apriva tutte le tende della portafinestra, gli piaceva guardare il CUM che è di fronte, guardava la luna se c'era, le stelle, o perlomeno diceva ci sono comunque sempre le luci dei paesi di fronte che si accendono piano piano la sera nel bosco. E le parole da lui scorrevano velocissime sulla carta, senza successive correzioni, aveva tanta fantasia e conosceva molto bene la storia della nostra Venecia. Zato to besedilo kraljica vide opisuje tudi našo identiteto, našo zgodovino, našo vero, našo stvarno modrost in bijala tudi žensko modrost, ki nasprotuje nasilju. Questa operetta descrive molto bene quelle che sono le nostre tradizioni, la nostra identità, la storia e anche la nostra fede, come dicevo prima, perché soprattutto descrive la nostra perspicacia, furbizia, o come anche la kraljica vida, la ženska modrost, non è tanto furbizia, adesso non mi viene il termine italiano, la perspicacia femminile che si oppone, diciamo, alla violenza, così come ha fatto la kraljica vida, e quindi non volersi piegare, želja za se napodati, rimanere quello che siamo, sono oggi societani attuali argomenti. Sono tutti argomenti molto attuali, per quello io credo che la leggenda della regina Vida è senza tempo, è bresciassa, e da questa leggenda abbiamo tutti molto da imparare, quindi insomma non è una cosa vecchia e va bene per tutte le età. Non mi dilungo oltre. Oggi abbiamo qua il piacere, anche l'onore di avere tantissimi musicisti e tantissimi professionisti. Abbiamo un bellissimo coro dei bambini della scuola bilingue, dei ragazzi che recitano, tutti bravissimi. C'è stato un lavoro che è durato qualche mese con tanta pazienza anche delle insegnanti di tutta la scuola. Oggi protagonisti di questa rappresentazione, mi sembra giusto comunque fare i loro nomi: sopranisca Polona Cante nel ruolo della kraljica Vida, bass baritono Goran Gutierrez nel ruolo di Attila, poi Davide Klogic alle tastiere, che è anche il compositore di questa operetta. Abbiamo un quartetto di fisarmoniche, Imaza Letovic, Zoran Pinz, Maurizio Marchesic, Stefano Bembi. Alla chitarra abbiamo Alessandro Bertussin, al basso abbiamo Andrea Trusniak, poi abbiamo alla zvočno, kako se reče, za zvočno baritvo Sintoni Patrik Quaggiato. In orchestri pomagajo tudi učenci glasbene šole, Alessio e Andrea, Pietro, Anja in Damiano. Potlej imamo recitatori, ki so da so skriti: Filippo, Pietro, Carlota, Anastasia, Anustrija, da tudi Vesna. A še mladinski zbor dvojezične šole, ki pod vodstvom profesorce Mire Fabian, ki je tudi režiserka te današnje spevoigre, in ki iz srca zahvaljujem za lepo, res veliko delo. Ringrazio la professoressa Mira Fabian, che è la regista di questa riproposizione della kraljica Vida, che c'è anche veramente l'anima e anche il cuore di tanto impegno per questo lavoro che adesso vedrete. Quindi buon godimento a tutti, uživajte.
O krogin krogu sembra muli, razbojniki se na boj pripravljeni. Krogin krog sembra muli, razbojniki so na boj pripravljeni. Mesec iz neba lepo sveti, krasovi u dolini, razprašeni nam kamejo, na glavi tako dače, i dano bedno, sila ih prebežene, no bedno, sila ih prebežene. Krog sembra muli, razbojniki so na boj pripravljeni. Mesec iz neba lepo sveti, krasovi u dolini, razprašeni nam kamejo, na vragi tako drže, i dano bedno, sila ih prebežene, no bedno, sila ih Sredi planote šokolovode zbrani, i nogi na pokosleni tako ne pravi. Ne smijemo pobačeć tvori nogi, ne volemo peć. Samo nam ne volejo se, govore neć. Nebo treba bojale meče brosit, lakot bo preca zmajšala v bok, i njih pan peljala u naš ograđeni prestor. I njih pan peljala u naš ograđeni prestor.
smeckolaj sam i obejrzali glawa nepola na postana. Sam po granicą widą wolno żyć, jer lepa jeżela i lepa mora stać. Sam po granicą widą wolno żyć, Karjobą Parpeju mój wielki grad. Ujami i Pamilo su stali zvijani, obupno se gledaju in vprašajo. Kako bo z nami? Kraljica vida jih gleda in muči. Že dolgo vide nje ljudi, ki vsak dan le boj se tam ne in žalostno merkajo svoje otroke. Na starši oče se zadere in z žalostnim glasom srce in dušo vsem njim odpre. Prepričan sem bil, kot vsi vi druz, da si v lami v Jandri se bomo rešili. In res do sada varvala nas je od tiste krute sile dole. Pa tardi so in na popuste, hrana gre k kraju, hudo bo za nas. Predolgo smo zaprti v teli laz. Iskati moramo, kako se rešiti, ker še dolgo tle noter ne moramo biti. Mili pogovor se je tiho začel in glas na taboru se je zavnel. Gor se je zadaril en muhasti mož in začel pritkat je njega norost. Že dolgo vam pravim resnico mojo, pa poslušajte me za vojo Božjo. Attila noče Bog hrebežo kot nas, hoče krajico in je lep obraz. Krajica bi bila dolžnost se predati, za rešiti svoje ljudi in tale vojsko končati. Takoj so se ugnali na Anju vsi može in ostro ga napadli, tako ki gre, takemu norcu, ki bulku tele. Po trucu mu je dan z mečem v roki in jezno mu reku. Ki bledeš, ki rikaš na tisto krajico, ki tudi tebe je rešila batico. Če nje bilo nje, si bil že kada s črno zemljo in krila bi te venčila tama. Vsi drugi so telo pravico priznali in kraljici vidi čas darovali, pa ona počasi je sedla med nje in jim povedala misle svoje.
Tako je rekla in šla v svojo sobo, kleknila milo pred Božjo podobo, ter pobožno začela moliti in prositi, da Bog ji pomaga svoje ljudstvo rešiti. Ой, всемогутній Бог, і створив си наш род, велик наш решеник, безкритий на нас позабит. Символізмо твої, о Боги попоштині, і ти горкочество серцеві заумому, і мило те просимо, помилуй наші душі, донесь воно пристражене. Бога твой напреди, нам Боги на помоч, та далеко доб'єм, без мене на нас проч. Angela Bogi nije pošel, usedl na pomoči je paršel. Misel v glavo ji je osadil, tako ki obedan človek ni nikdar rodil. Kraljica poklicala je gospodarja in ga vprašala, da stežita še ima.
te preca boli meu, kraljico znam. Popatrz na sama u moje ruke, oprašat najriješim jodinje. Kar želi da mi pusti u jamo i ti. Karpa bolandar u mojih rukah, ko moj meček se zbravu prah.
ty stwór, ki ujami żywisz, ki preca zamienia na boż twój teżki kryż. Ali bodane stisty sonny dan, dał moje roke pola swój stan. Ali bodane stisty sonny dan, dał moje roke pola swój stan. Stay
Zela je vida svoj zakjac žita in šla na balkon in ga odvezala. Napunila je pest in proti njemu je sijala dragoceno hrano in smehe mu je jala. Al videš te lezarnje, kot zlato se blešče, ki po skali skačejo kot na pomlad buhe. Še tkaj imam v jami zakjacu žita za vsako zarnjo, ki k tebi se bliža. Zaštje jih in boš videl, še koliko dni boš pod jamučaku, da za oj lakote boš ti udobil mene in moje ljudi. In naprej je metala, če tudi vsaka pest jih je zmiral nebuj, srce partiskala. Nevirno je gledal z demenim očmi, tisti hudi kraj, tele stvari in jeza ga je ograbla, zarju je koživina, kar bičijo svinje in objame bolečina. Vse je razbivu, kot je hodu in vsa njega družba je bila brez meru. Vse se je vprašalo, kaj bo naredil tisti njih kraj, ki vojno je zgubil. Kot blisko se je dolina spraznila ljudi, ki mesece in mesece sta tu jedli in pili, da sama krajica, ma tudi nje ljudje, so se čudili veliko, da so se rešili.